Quando pensi ai più grandi compositori dell'epoca barocca, con tutta probabilità ti vengono in mente Bach, Handel e Vivaldi. Ma oggi vorremmo soffermarci sul compositore inglese Henry Purcell, 1659-1695. Magari rientrerà nella vostra lista. Purcell non ha solo un'importanza storica, la sua musica è unica sotto ogni punto di vista, visto che lui si distingue dagli altri compositori barocchi. La sua musica ha un suono unico. Era anche un grande melodista e il modo in cui metteva in musica le parole era magistrale. E poi molta della sua musica è semplicemente bella. Quando senti qualsiasi cosa abbia scritto, ti rimane in mente. Senza dubbio, fu un grande compositore. In questo episodio della storia della musica esploreremo le opere di questo eminente compositore britannico. Nato a Westminster nel 1659, Purcell mostrò un notevole talento musicale fin dalla giovane età. Suo padre, anche lui di nome Henry Purcell, era un musicista dell'abbazia di Westminster e sotto la sua guida il giovane Henry ricevette la sua prima educazione musicale. A 10 anni divenne corista alla Cappella Reale. Il talento di Purcell fu presto riconosciuto e ricevette un'educazione musicale approfondita. Studiò con alcuni dei principali musicisti. Il talento di Purcell fu presto riconosciuto. Infatti, lui ricevette un'educazione musicale approfondita. Studiò con alcuni dei principali musicisti del suo tempo, tra cui John Blew, 1649-1708, organista dell'abbazia di Westminster, che per lui fu sia un mentore che un amico per tutta la vita. Il talento prodigioso di Purcell era evidente nelle sue prime composizioni, che mostravano una notevole maturità e originalità. Le vite di Henry Purcell e John Blew si intrecciarono. Blew precedette Purcell come organista dell'abbazia di Westminster e poi, quando Purcell morì nel 1695, Blew assunse di nuovo quell'incarico. E dopo la morte di Purcell, Blew scrisse un'opera per coro e solisti, Lode sulla morte di Henry Purcell. Sembra che in realtà sia stata scritta da Purcell. Nel 1677 Purcell fu nominato organista dell'abbazia di Westminster, una posizione prestigiosa che fornì ampia opportunità di scrivere e far eseguire musica corale originale. Nel corso della sua carriera, Purcell ha composto musica per un'ampia varietà di generi, tra cui musica sacra e strumentale, opere per tastiera e teatrali. Le sue composizioni sono caratterizzate da ricche armonie, melodie espressive e uso magistrale del contrappunto, e hanno quell'inconfondibile suono alla Purcell. Uno dei contributi più significativi di Purcell alla musica inglese fu lo sviluppo dell'opera inglese. La sua opera di Donna ed Ennea, composta intorno al 1688, è considerata uno dei capolavori dell'epoca barocca. L'opera racconta la tragica storia dell'amore fra Didone, regia di Cartagine, e l'eroe troiano Enea. La musica di Purcell cattura perfettamente il dramma e l'emozione della storia, con le sue melodie inquietanti e i potenti ritornelli. Mentre si ascolta, è sorprendente pensare che l'abbia scritta per essere eseguita dalle studentesse di una scuola femminile di Londra. L'aria When I Am Laid in Heart, cantata dall'eroina di Didone mentre sta morendo, è un capolavoro a sé stante. È difficile credere che sia stata cantata per la prima volta da una studentessa. Doveva avere un talento eccezionale. Oltre alle sue opere operistiche, Purcell compose anche una grande quantità di musica sacra. I suoi inni e le sue opere corali sacre sono tra i migliori esempi di musica barocca inglese. Composizioni come Te Deum in Jubilate in Re maggiore, 1694, e
O Sing Unto the Lord, 1688, dimostrano la padronanza della polifonia di Purcell e la sua capacità di creare musica profondamente bella. Molte delle sue opere corali, tra cui le numerose odi per il giorno di Santa Cecilia, si affiancano alle più grandi opere corali dell'epoca barocca. La musica strumentale di Purcell è altrettanto impressionante. Le sue composizioni per tastiera ed ensemble, come la suite in sol maggiore e la ciaccona in sol minore, mostrano la sua abilità come compositore e il suo approccio innovativo alla forma e alla struttura. Si sa che Purcell era un po' un uomo di città. Gli piaceva andare nei pub di Londra con un gruppo di amici maschi, una pratica che non piaceva alla moglie. Secondo la leggenda, lo avrebbe chiuso fuori di casa per punirlo dopo che era stato fuori a divertirsi di notte. Costretto a passare la notte all'aperto, avrebbe contratto la polmonite e sarebbe morto di lì a poco. Una leggenda? Forse. Ma nonostante la sua morte prematura a soli 36 anni, Purcell ha lasciato un corpus sostanziale di opere che continua a essere ammirato e studiato fino a oggi. La sua musica rimane parte integrante del patrimonio musicale inglese e continua a ispirare musicisti e pubblico. Le straordinarie composizioni di Ali Purcell. Due delle opere più famose sono Didone ed Ennea e la semi-opera La regina delle fate. Tre delle più famose opere corali sono Odi e canti di benvenuto, Odi per il giorno di Santa Cecilia, Servizio della sera, Te Deum ed Jubilate Deo in re maggiore, inni e canti sacri, tra cui My Beloved Spake, un campione di incassi, e opere per la tastiera.